Ben ritornati con noi cari telespettatori, dedichiamo un altro capitolo al settore agricoltura. Era un po' di tempo che non parlavamo di questo, abbiamo avuto il periodo delle elezioni, adesso tornano anzi in forza i nostri dirigenti della CIA di Padova. L'agricoltura del domani, quindi da qua ai prossimi 5 anni, come potrà essere, quali sviluppi ci saranno, quali saranno anche i cambiamenti, se ci potranno essere, quali gli aiuti, le agevolazioni, in che ambito e come, e soprattutto, visto che c'è adesso insediato e si sta incardinando anche il governo della regione, il nuovo governo della regione, anche se è una continuità con il precedente, poi vedremo anche quali saranno gli assessori, gli assessorati relativi, che cosa sostanzialmente la CIA e gli agricoltori chiedono alla regione del Veneto. Vediamo di fare un po' il punto della situazione, parleremo come sempre anche dei giovani agricoltori, sappiamo che ci sono giovani del settore agricolo che ci seguono, che ci chiedono sempre di dare un aiuto, un incoraggiamento e informazioni. Parleremo anche di questo. Con chi? Con i nostri ospiti, quindi ben ritornato Roberto Betto, presidente della CIA di Padova. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi, e anche Maurizio Antonini, direttore della CIA di Padova. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, direttore, io comincerei con lei, con la parte più tecnica, così poi andiamo sulla politica, così facciamo sfogare anche il presidente che può esprimersi liberamente. La nuova PAC, no? Quindi che prospettive dà? Quindi spiegandola come fate voi anche in modo molto semplice, chiaro, in modo che possano capirla tutti. Che cosa prevede e rispetta le vostre aspettative? Rispetto alle nostre aspettative, certamente, piano di sviluppo rurale PSR, 1.184 milioni che vanno alle aziende agricole, che sono fondi stanziati dalla Comunità Europea. Noi chiediamo, l'abbiamo detto in maniera chiara nel nostro manifesto elettorale ai pretendenti presidenti, adesso lo chiediamo al Presidente della Regione Veneto, l'apertura immediata dei piani di sviluppo rurale, l'apertura immediata soprattutto per quanto riguarda il primo insediamento, che è quel contributo che vanno alle imprese giovani che si insediano in agricoltura. Noi lo chiediamo con gran forza. Pensiamo e speriamo che entro agosto la Regione Veneto apri questo bando in maniera tale da dare la possibilità ai giovani che si insediano in agricoltura di percepire un contributo per il proprio insediamento, ma anche per gli investimenti che questi vogliono fare all'interno delle proprie aziende. Ecco, infatti questo è un aspetto molto delicato, mi ha fatto bene a partire subito con questo perché ci è stato richiesto proprio dai telespettatori con diverse mail. Sostanzialmente cosa deve fare la Regione e cosa è in capo invece agli agricoltori, giovani agricoltori? Ci sono dei passaggi tecnici in cui ovviamente la Regione si deve insediare i propri organi. Quindi entro giugno dovrebbe avvenire, la Commissione insomma. Agricoltura in primis. Entro giugno dovrebbe esserci questo insediamento. Una volta fatto questo insediamento ci sarà la proposta dei bandi. Proposta che noi abbiamo già visto, abbiamo già dato un nostro parere anche positivo sul bando del piano di sviluppo rurale relativamente ai giovani, anche se l'importo originario di 50.000 euro è pennato a 40.000 euro, quindi l'azienda che si insedia in agricoltura percepirà un contributo a fondo perduto per gli investimenti che questa qua andrà a fare di 40.000 euro, più percepirà anche un contributo del 50% degli investimenti che questi giovani vogliono fare all'interno della propria azienda. Ovviamente tutto deve essere correlato con un piano aziendale, quindi sostenibile. L'azienda, il giovane, ha tempo 36 mesi, quindi 3 anni, per far sì che questo piano che lui presenta in Regione sia un piano che si concretizzi e diventi concreto. Quindi penso che sia un elemento importante da dare informazione ai nostri giovani. Ci sono dei rischi per il giovane in agricoltura che magari non venga approvato, che poi non ottenga questi finanziamenti? Certamente sì. Il piano di sviluppo rurale prevede un importo massimo di spesa dei prossimi 5 anni di 100 milioni di euro. Nel precedente piano di sviluppo rurale questo importo era fissato a 60 milioni di euro, quindi c'è da parte della Regione Veneto, soprattutto anche per sollecitazione da parte nostra, un aumento di questo importo. Ovviamente ricordo sempre ai nostri telespettatori e ai giovani agricoltori che ci seguono, un conto è fare la domanda, un conto che questa sia poi approvata.
Ricordo che sono state approvate 1500 domande a livello regionale nel precedente piano di sviluppo rurale contro circa 4000 richieste di contributo, quindi ovviamente c'è una decurtazione su questo, però noi insomma ci stiamo nel fiato col collo e vediamo la possibilità a questi giovani di avere la possibilità di accedere a questi finanziamenti, cosa che i giovani anche dell'Europa hanno, e quindi è la necessità di mettere in concorrenza leale, non sleale, le nostre agricolture. Passiamo anche avanti su questo argomento. Presidente, lei sa quanto è importante proprio per i giovani questo aspetto, l'abbiamo visto anche in un confronto con i giovani stessi più volte. Che consiglio si sente di dare? Perché questa è stata una mail che ci è arrivata da un giovane che si vuole dedicare all'agricoltura, che chiede appunto quando verranno approvati questi bandi, come fare, eccetera, ma soprattutto per, diceva, non restare fregato. E quindi un consiglio, oppure a chi rivolgersi, probabilmente non è iscritto a nessun tipo di associazione, di categoria, eccetera, per cui la CIA per esempio dà una mano, supporta, dà dei parametri in cui muoversi, perché magari farlo da solo immagino che possa, anche se uno è laureato in agraria, però sia un po' difficilotto. Sicuramente all'interno della nostra associazione potranno trovare una consulenza, una visione del loro progetto, delle loro idee che vogliono mettere in campo per attivare e quindi trovare occupazione, perché l'obiettivo principale è quello di dare occupazione ai giovani, e grazie a questo piano di sviluppo rurale potrebbe essere l'opportunità giusta all'interno della nelle nostre aree o addirittura nella sede provinciale. Se hanno necessità di alcune risposte, sicuramente abbiamo l'area imprese e siamo in grado di dare risposte concrete e valutare assieme all'interessato che si vuole mettere in campo, mettersi in gioco per attivare una nuova azienda, un nuovo tipo di attività, che può essere una multifunzionalità anche diversa, cioè da quello che può essere sempre correlata all'agricoltura, e quindi prendere una visione. Oggi di recente ho sentito giovani che sono interessati anche a creare degli orti sociali, quindi espandere la loro volontà di agricoltura anche alla collettività, alla gente normale che vive magari in un appartamento, e questo possono essere delle risorse importanti, e quindi avvicinare anche le nuove generazioni sia a livello adolescenziale o ragazzi delle medie o ragazzi che sono all'istituto di agraria, avvicinarsi al settore primario, qual è l'agricoltura. L'importante è che il nostro settore venga valutato e venga valorizzato per quello che è, assieme alle altre categorie economiche, perché tanto parliamo di ripresa economica, però la realtà è che le tasse continuano a aumentare e la contribuzione al governo centrale e anche a livelli regionali aumentano sempre di più, quindi la crescita che noi aspettavamo e che aspettiamo ormai da anni, la mandiamo sempre più avanti senza vedere i risultati che noi consideravamo di dire stop alla crisi, ecco la ripartenza, ecco il rilancio. E questa è la delusione un po' generale. Che e quindi un rammarico anche per chi come noi che si devono mettere in gioco e combattere assieme alla politica per dare risposte concrete a chi vuole lavorare. Assolutamente. Multifunzionalità, anche questo è un aspetto molto importante, viene ripresa, come accennava il Presidente, anche in questi bandi per i giovani? Certamente sì, la multifunzionalità è un elemento, un parametro importante che la Regione Veneto ha inserito all'interno di questi bandi, ma io penso che siano delle risposte concrete che noi diamo alle aziende agricole. Tra l'altro queste risposte che vengono date anche da sollecitazione da parte dei nostri giovani, di AGIA, la nostra associazione di giovani, che ci sollecita ovviamente su questo. La multifunzionalità vuol dire mettere in gioco non solo la parte dell'agricoltura, ma mettere insieme l'agricoltura, il turismo e anche altre attività. Far conoscere il nostro territorio, far conoscere il territorio nostro in cui viviamo, con i nostri prodotti, e far vivere persone, gente su questo, penso che sia una risposta concreta che noi diamo sia al territorio, ma soprattutto anche ai cittadini che lavorano e concretamente si adoperano in tal settore.
Allora, e lo step giovani l'abbiamo affrontato, perché so che sono abbastanza attivi anche da voi, no? Nell'Agia i giovani, moltissimo, fremono, più rispetto a una volta, più adesso rispetto a una volta. Sì, sicuramente perché hanno una necessità di trovare un reddito, di trovare una collocazione. Quindi non seguono più le orme del genitore, ma proprio si avviano con... Sì, sì, anche magari se alcuni genitori gli mettono i pali fra le ruote, diciamo così, però loro convinti di dell'obiettivo che si sono posti, cercano di aggregarsi fra giovani, creare quelle squadre di potenzialità con una visione a 360 gradi di quello che può dare anche l'agricoltura. No, infatti, ma questo è molto bello. Io poi l'avevo interrotta perché volevo completare un po' questo discorso, anche perché cerco di collegarmi anche con le mail che ci arrivano in modo da dare delle risposte a quelle che sono un po' le domande. TV7 con voi @triveneta.tv se volete scriverci, poi noi quando abbiamo gli ospiti leggiamo le vostre mail e diamo delle risposte cercando di aggregare quelle che sono le tematiche principali. Restiamo quindi sempre sul PSR, su queste novità della nuova PAC. Cos'altro prevede? I bandi, quindi tutto quello che c'è in corso. Io farei però, se mi permette, un'altra valutazione sempre sui giovani, sempre su AGIA, che è la nostra associazione giovani della CIA, che è la Banca della Terra. Cioè, la Banca della Terra è uno strumento importante, lo spiego in 3 secondi ai nostri lo spieghi perché non tutti sono spiego ai nostri telespettatori. Cioè, noi abbiamo, i giovani, le nuove aziende hanno l'esigenza di avere del terreno. E molto spesso questo terreno non è facile ad individuarlo, non è facile la coltivazione. Allora una delle idee che noi ci avevamo posti, ma non solo noi nel Veneto, anche a livello nazionale, era quello di creare una banca della terra, ma soprattutto su quei terreni demaniali che oggi sono in uso non corretto, diciamo, oppure sono anche in disuso, e quindi dare la possibilità ai giovani di utilizzare questo terreno per le proprie coltivazioni. AGIA, la CIA, ha fatto un bellissimo accordo con la ZIP di Padova in cui 30 ettari del terreno che la ZIP gestiva, aree in parte aree verdi e quindi alla manutenzione, ma circa 20 ettari anche aree di coltivabili, abbiamo fatto questo progetto che la ZIP dà ai giovani agricoltori la possibilità della coltivazione. Proprio in questi giorni abbiamo firmato 2 contratti con 2 nostri giovani agricoltori neoinsediati che hanno oggi la possibilità di avere un'azienda agricola per merito anche della ZIP che dà la possibilità del terreno. Ecco, se noi questo lo spostiamo a livello regionale, quindi diamo la possibilità anche ad altre strutture demaniali, ma anche strutture pubbliche, la possibilità, se questi hanno del terreno, dare la disponibilità a questi giovani dell'utilizzo di questo terreno, beh, io penso che noi faremo una cosa importante. Allora c'è una legge regionale, però è una legge, è messa là. Noi dobbiamo tutti, in questo momento, dar la forza a questa legge in maniera tale che si concretizzi, perché altrimenti parliamo sempre di nuove leggi, bellissime, belle, però poi alla fine la concretizzazione non la vediamo. E quindi vediamo, insomma, ecco, con la Regione, con i nostri candidati, oggi con il nostro Presidente della Regione, con il prossimo assessore che spero che ospiteremo in questa sede, no? In cui chiediamo con forza la possibilità che si faccia portavoce di questa esigenza che noi abbiamo con i giovani. Insomma, ecco, i giovani hanno la necessità di costituire l'azienda e quindi ovvio che la costituzione dell'azienda si fa con il quello terreno. Che parte a livello provinciale estenderlo a livello regionale per dare opportunità a tutti sostanzialmente, certo. Quindi non lasciare a macchia di leopardo zone certo. Non tentate. L'altro elemento importante all'interno del piano di sviluppo rurale sono tutte quelle misure relativamente all'agroambiente. 343 milioni di euro vengono stanziati all'interno del piano di sviluppo rurale per tutte quelle misure che riguardano l'ambiente, quindi le siepi, l'agricoltura ecologica, l'agricoltura biologica, le fasce tamponi, i prati, cioè tutte queste attività agricole che creano anche paesaggio. La Regione Veneto all'interno del piano di sviluppo rurale, se queste vengono lavorate in una certa maniera con dei determinati criteri ambientali ovviamente, danno la possibilità di accedere al contributo.
sono in prossima scadenza, sono scadute il 15 di giugno, abbiamo presentato moltissime domande anche a Padova, ma moltissime domande anche a livello regionale. Penso che questo sia l'altro obiettivo che la Confederazione Italiana Agricoltori insieme alle altre organizzazioni agricole si sono poste insieme alla Regione Veneto, hanno concretizzato un elemento importante, quindi dare soldi all'ambiente, dare soldi al territorio, dare soldi agli agricoltori che fanno ambiente e territorio. Penso che questo sia l'elemento concretizzante. Ovviamente fare questo non vuol dire solo abbellire il territorio, ma vuol dire anche salvaguardarlo, vuol dire pulire i fossi, vuol dire defluenza delle acque, eccetera, quindi vuol dire creare occupazione anche su questo. Ecco, è necessario qualche provvedimento ulteriore, cioè sono stati stanziati questi finanziamenti, la Regione anche qui deve intervenire in qualche modo? No, la Regione è già intervenuta, nel senso che ha aperto una delle prime regioni d'Italia, la prima regione per quanto riguarda l'agroambiente, poi è seguita Toscana, Emilia, eccetera, è una delle prime regioni che hanno aperto questi bandi, quindi ha dato la possibilità immediata agli agricoltori di accedere a questi contributi. Penso che questa sia una risposta concreta che è stato dato di tutto il sistema agli agricoltori. Quindi questo è importantissimo. Certo. C'è qualcos'altro? Qualche altro elemento importante? L'altro elemento importante riguarda la sburocratizzazione. Quando è l'eterno problema, però è un problema importante, perché poi accedere ai contributi è anche semplice, però poi mantenere tutta una serie di documentazione, tra l'altro oggi cartacea, speriamo che tra poco diventi informatizzata, penso che questo sia l'altro elemento importante che noi dobbiamo dare. Quindi in questo caso sollecitiamo la Regione tramite la VEPA, che è l'Agenzia Veneta dei Pagamenti, per snellire le procedure burocratiche. Penso che noi nel Veneto abbiamo la possibilità di fare questo, ci deve essere la volontà concreta da parte di tutti. Presidente, a questo proposito, questo è un nodo cruciale. La burocrazia? La burocrazia, perché avevo parlando, anche, non ancora parlando, che tanto lo sanno benissimo, tanto gli imprenditori quanto gli imprenditori agricoli, che buona parte del tempo e anche l'attenzione, tanti dicono mi servirebbe una segretaria solo per gestire tutto questo, le pratiche, le scadenze, registri, incredibili, cose infinite, che non neanche si va a immaginare. Cose infinite. Talvolta mi chiedo se ormai anche il mondo agricolo si sia rassegnato a questa burocrazia e abbia perso anche il coraggio e la voglia di combatterla, perché alla fine, dopo anni, se pensiamo che la Confederazione Italiana Agricoltori aveva sottoscritto ancora tra il 2006 e il 2007 i primi cenni alla sburocratizzazione, al taglio e quant'altro, a tutte queste norme che ci venivano imposte, credo che io personalmente comunque la battaglia penso che inizi da adesso. E abbiamo la necessità indispensabile di snellire queste forme di burocrazia che impediscono la crescita dell'impresa, perché sono convinto che la ripresa a cui alludevamo prima, economica o imprenditoriale o quant'altro, non possa avvenire se non c'è impresa, perché sostenere le tasse e le spese sono in realtà le imprese e il lavoro manuale che fanno, o dipendente o non dipendente che sia, però sono quelli che riescono a sostenere il sistema politico del nostro territorio, del nostro paese. Quindi credo che una mano nella coscienza anche la politica se la deve mettere per snellire questa burocrazia che ci viene imposta da chi? Da persone che alla fine non scendono in campo a operare con le loro forze e quindi a quantificare quanto tempo si debba dedicare all'interno della propria azienda solo per gli incartamenti, i registri e quant'altro. E di conseguenza credo che questo sia importante, perché anche i controlli che vengono fatti, se un domani le imprese non ci saranno, credo che anche le persone dedicate ai controlli non potranno esserci. E allora voglio dire che questo è un lavoro di squadra, è una sensibilizzazione importante a cui dobbiamo arrivare, ma la dobbiamo concretizzare in termini anche brevi, perché noi abbiamo una necessità estrema e rapida di uno snellimento di quello che è la nostra burocrazia. Volevo riagganciarmi anche al discorso del nostro direttore per quanto riguarda la difesa del territorio, perché dobbiamo essere coscienti e prendere anche delle direttive per quanto riguarda i cambiamenti climatici che stanno vedendo il nostro territorio, perché vediamo che oggi giorno per giorno il clima cambia, la temperatura aumenta sempre più, noi abbiamo problemi magari per coltivare perché talvolta ci manca l'acqua,
ma magari ci arriva una grandinata e abbiamo dei problemi, quindi dobbiamo agire anche per quanto riguarda un'assicurazione al reddito dei nostri agricoltori, perché difendono il territorio, lo creano appetibile magari anche a stranieri che vengono a praticare turismo in Italia, però l'importante è che alla fine i nostri imprenditori abbiano un reddito dignitoso per quello che fanno. Lei dice un'assicurazione. È un'idea, è uno spunto, poi ci mettiamo a un tavolo di concertazione e valutiamo quali potrebbero essere le strategie migliori per difendere e tutelare questo settore che tanto è ambito e ammirato e riempie tante volte la bocca dicendo settore primario e quant'altro, però alla fine noi dobbiamo sempre combattere con un reddito, perché la pagnotta come un politico se la guadagna facendo il suo, se fa della buona politica. Anche l'imprenditore agricolo si gestisce al meglio la propria impresa, però alla fine della giornata anche lui la pagnotta gli spetta. Certo, chiarissimo. Torniamo su questi temi e vediamo anche di affrontarne altri tra poco, dopo la pubblicità.